un modo, secondo me, molto innocente e rispettoso di interpretare questo senso dell'isola. In questo caso ha applicato la sua modalità intanto a un luogo che non conosceva, è un luogo che ha dei limiti, ma poi è scritto anche sul testo, i limiti, i confini, i margini non dividono soltanto, uniscono anche. Allora, il lavoro è pensato appunto per questa terra, per la Sardegna stessa, è in connessione con questa. E nel mio pensiero è come se l'isola si espandesse, volesse aggiungere ulteriore terra a se stessa. Ho fatto uno spin-off di una installazione, di un lavoro che porterò avanti in diverse tappe, si intitola Deserted Image, una riflessione sulla nostra relazione tra materialità e schermi, tra pixel e i mattoni del mondo. L'idea del tangibile sono le pietre, però allo stesso tempo noi ci interfacciamo col mondo attraverso quello che sono gli schermi. Questi schermi, se noi riduciamo invece ai minimi elementi, sono dei pixel e i pixel sono composti da 3 lucette, una rossa, una verde e una blu. 3 di queste pietre assieme metaforicamente sono un pixel. Succede che la gente è invitata a interagire con questa pila di pietre, con questa pila di pixel, che potenzialmente possono essere qualunque cosa, e dislocarle nello spazio. Chi vuole essere il primo? Tutti insieme? Vabbè, insomma, già è ogni forma è bellissima. Nights I spent trying to watch from afar and wish for nothing more than what I had wash it away. I always fight to play. Got a feeling that you don't. Gotta seek, you gotta find. Stay together all the time. And I can wait to dance with you again. And if not, I'll wait until